Solo posti in piedi per Pierluigi Bersani a Padova come a Mestre. Ieri sera al Palageox c'erano 3.000 persone da tutta la regione. Niente pullman di partito stavolta. Organizzazione all'americana, cartelli rossi, grande palcoscenico, maxi schermi, diretta in streaming TV. Queste le domande del popolo del PD al candidato premier. Lavoro, lavoro. La burocrazia che è un costo per l'Italia. Lavoro per i giovani, equità fiscale, mi raccomando. Che fa come Robin Hood, che toglie i soldi che dà ai poveri. È importante occuparsi di coloro che hanno preso sulle spalle tutto il peso di questa crisi, cioè pensionati, donne, giovani, soprattutto immigrati. Lavoreremo, punto di domanda. Dopo il comizio, visita mattutina al centro Anfas di Padova e al carcere Due Palazzi, poi all'ora di pranzo a Mestre altre 500 persone ad attenderlo. Troppo piccolo il cinema Excelsior di Piazza Ferretto, i temi del comizio gli stessi di quello di Padova, le tasse, il sociale, il lavoro, la green economy, il taglio delle spese militari, i diritti civili. Bersani si arrabbia con Grillo che gli ha chiesto le dimissioni per la vicenda Montepaschi. Io ce l'avrei un partito che potrebbe chiedermele. Lui chi può chiederle a Grillo le dimissioni? C'è qualcuno che può chiedere a Grillo le dimissioni? Ecco, allora lezioni non ne dia per favore, che da quel lato non ne prendo. Da autocrati da strapazzo. In Veneto e a Venezia rimane il che fare dell'area di Porto Marghera. Io credo che se ne stia occupando utilmente l'amministrazione comunale e io intendo affiancare il sistema delle autonomie nelle soluzioni che stanno prendendo e che prenderanno. Uno dei problemi da riprendere in mano al più presto, dice Bersani, dopo anni di sgoverno di PDL e Lega.